Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi faremo la 23esima lezione di radiestesia basic e andremo a toccare alcune sfere energetiche della persona che magari è il nostro compagno o il nostro marito, il nostro fidanzato, insomma qualcuno che è nella nostra cerchia sentimentale e a cui vogliamo bene e che vogliamo in un certo senso rinforzare a livello energetico. Quindi prima di iniziare però vi chiedo di iscrivervi al canale di The Guard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, perché sapete che ormai alle 20:30 ogni lunedì sera il The Guard Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito. Bene, iniziamo con questa pillola, però prima di iniziare sapete che il vostro Marietto Veneziano vi chiede di fare un ovetto di protezione luminoso e anche la stella di Davide. Queste meditazioni si trovano nel canale Marietto Veneziano e un cerchio di fuoco. Tutte queste istruzioni sono nel canale di Marietto Veneziano nelle varie pillole. Bene, adesso vediamo un po' come iniziare. Prima guardate bene questa croce cosmica, così che possiate essere in un certo senso protetti durante tutte queste operazioni di radionica e radiostesia. Fatto questo, lo avete fissato per qualche minuto nel vostro subconscio, che vi rimane impresso, e nel vostro inconscio, e nessuno ve lo può più togliere. Poi passiamo subito col quadrante radiostesia per la valutazione, che ormai chi ha già visto le altre 22 pillole di radiestesia basic sa benissimo che si trova nel sito del capitano.altervista.org. Io prendo un pendolino di ottone, ma voi potete usare benissimo qualsiasi altro tipo di pendolino. Qui si mette il testimone e quindi chiediamo se noi possiamo attivare questa macchina radionica per rinforzare la nostra coppia. Bene, vediamo che il pendolino dice di sì. Dovete sempre chiedere, ricordatevi sempre chiedere, mai andare a tentativi. Dice di sì. Adesso vediamo un po' col quadrante radioestesico per la valutazione del rapporto di coppia, così che fate un'autoanalisi, oppure per altre persone, no? Magari clienti, chiedete come sta andando e vedete che in questo caso qui dice discreto buono, quindi siamo sicuri che siamo sulla strada giusta. A questo punto però vogliamo rinforzare il nostro lui o la nostra lei, quindi prendiamo questo quadrante radiestesico che rinforza quello che è in questo circolino, che potrebbe essere una foto di una persona, cioè un testimone, oppure un'unghietta di questa persona, un pezzo di un cappellino, oppure un nome scritto, nome e cognome, indirizzo, data di nascita, oppure solamente la foto. Quindi prendiamo il nostro pendolino e vedete che ci sono i vari nomi: forza, energia, memoria, intuizione, coscienza, sensibilità, evoluzione, riparazione. Ecco, a dipendenza di quello che noi vogliamo imprimere e dare a questa persona, noi dobbiamo estrapolarli da questi centri di forza energetici e inserirli nel centro della forza vitale. Quindi potrebbe essere anche per voi invece solamente un bicchiere d'acqua. Voi estrapolate queste energie da questi centri energetici e le inserite nella forza vitale. E vediamo adesso come si fa. Ipotizziamo che mettiamo la foto e vogliamo dargli ad esempio evoluzione e coscienza. Quindi mettiamo la foto al centro, aspiriamo l'evoluzione e col pendolino andiamo sulla fotografia e in un certo senso aspettiamo di far andare il pendolino nel senso orario, vedete? Adesso io chiaramente lo faccio in modo veloce, quindi andiamo sulla coscienza, aspiriamo e andiamo a metterlo sul testimone
imprimiamo, perché magari il vostro compagno ha bisogno di un certo rinforzino. Andiamo su intuizione, aspiriamo, andiamo sul testimoni, imprimiamo. Chiaramente dovete far andare avanti il pendolino in questa operazione oltre 21 giri, cioè il massimo sarebbe che il pendolino si fermi di sua volontà. E così nel nostro compagno abbiamo impresso ad esempio evoluzione, coscienza e intuizione. Questi sono solo degli esempi. In teoria si possono imprimere anche tutti, se si vede il bisogno. E fatta questa operazione è finita, però noi vogliamo fare qualcosa in più, vogliamo dare più, come si suol dire, pulizia, più carica, più energia, più amore, e quindi cosa facciamo? Prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione dell'ora e cosa facciamo? Valutiamo bene il nostro circuito. Questo circuito è ideato il Degarda Maledetto Veneziano, vedete l'OM con tutte le forze planetarie che aiutano quello che è dentro questo circolo che segna l'infinito e l'OM la vibrazione cosmica. Quindi noi adesso chiediamo al nostro quadrante radiostesico per la valutazione quante ore deve rimanere il testimone all'interno di questo OM con le forze planetarie, e vediamo che il pendolino ci dice 6 ore e mezza. Quindi cosa faremo? Prenderemo il testimone che abbiamo appoggiato qui e lo posizioneremo in centro, e poi nella nostra macchina radionica uniremo col pendolino, valorizzeremo il testimone dentro questo circuito radionico e finito il giro di pendolo, adesso io lo finisco perché chiaramente questa è una pillola di didattica, posizioneremo in un posto sicuro questo circuito radionico, lo lasceremo per 6 ore, 6 ore e mezza. In teoria potete mettere la foto di tutte e due le persone, di tutte e due della coppia, insomma. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Degarda e venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook, e anche di venire nel canale di Telegram in Magici Arcieri Bertoldini, dove alle 20:30 il Degarda e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.